stai una quindicina là che si dava botte, dopo uno scampava da una parte e tre da che altra. Qualcuno racconta, altri, preoccupati di ritorsioni, preferiscono non farsi riprendere. Io ho anche urlato una volta dalla finestra che gli ho detto basta perché chiamo la polizia. Mi hanno risposto con una parolaccia. Che la zona sia calda i residenti lo sanno bene, siamo lungo la Feltrina e non è la prima volta che quanto verificatosi ieri sera alle 20 si materializza davanti agli occhi di chi abita e lavora qui a Monigo. Nello specifico, davanti al bar Hollywood, 10 individui, tutti stando alle testimonianze di origine africana, si sono presi a bastonate per motivi che ancora non sono chiari. Prima gli insulti, le grida, poi le botte quando tra i contendenti è spuntato appunto un bastone. Ancora un episodio di grave violenza, dopo che nello stesso bar c'era già stato un violento pestaggio e poco distante in un altro locale vicino ancora una rissa. Ieri sera a quell'ora c'era ancora luce, molti passanti spaventati hanno chiamato i numeri di emergenza di polizia e carabinieri che hanno cercato di ricostruire l'accaduto grazie alle testimonianze dei presenti, perché i soggetti coinvolti all'arrivo delle auto di servizio si sono dileguati temendo di essere denunciati. Difficile vivere attorno a una situazione del genere, soprattutto perché Se dici qualcosa dopo ti fa dispetti e peso. già le ritorsioni è il tema sicurezza tra percepita e reale. E allora, in una Treviso che si avvicina sempre di più al voto del 10 giugno, la richiesta al futuro sindaco è molto concreta. Un po' più di tutela verso gli abitanti del posto, insomma, un po' più di sicurezza, un po' più di controlli. Più controlli a sabato specialmente. Anche se per qualcuno un amministratore locale ha sempre, costantemente, le mani legate. È lo Stato che deve cambiare. Il sindaco può far relativamente, ma è lo Stato che deve cambiare. Devono cambiare le leggi, deve cambiare la mentalità.